Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì, siamo in diretta come sempre, tanti collegamenti con le varie redazioni, anche tanta la cronaca, le notizie per aggiornarvi sul nostro territorio. Torneremo a parlare del gravissimo incidente che ha coinvolto un bimbo di 5 anni ieri a Jesolo, con la macchina che si è inabissata nel fiume, il piccolo è rimasto intrappolato dentro l'auto. Sono ore davvero difficili queste, il bimbo sta lottando tra la vita e la morte, ne parleremo nel corso di questa edizione, e purtroppo torneremo a parlare ancora di incidenti stradali. Lo facciamo con il nostro Francesco Ratai, che vedo già nello schermo, che si trova a Loreggio. Francesco, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, siamo in via Morosini a Loreggia, dove vive la famiglia di Andrea Brugnaro, il 47enne che ha perso la vita sabato sera verso le 10 a pochi chilometri da qui, lungo una curva e cadendo con la sua moto. Una tragedia che si aggiunge ad un'altra tragedia, sì, perché la famiglia Brugnaro aveva subito solo 9 mesi fa un altro lutto. Era morto sempre in moto il fratello di Andrea, Michele. Lui aveva 32 anni, una famiglia che è distrutta dal dolore. La madre Ornella ha parlato con il primo cittadino del comune dell'Alta Padovana e le ha raccontato di non credere a quello che è successo, è ancora in stato di shock, spera che sia tutto finto, quando purtroppo è tragicamente vero. Ecco, una famiglia e una comunità che si è stretta nel dolore. Sì, perché in questi giorni è in corso anche la fiera paesana, fiera che si era proposta di sospendere i festeggiamenti. Era stato chiesto alla moglie di Andrea, Alice, se era d'accordo di sospendere i festeggiamenti. Lei ha detto questo non me lo riporterà in vita, non sospendete i festeggiamenti. È previsto il funerale, si stanno ultimando le procedure, la moto è stata sequestrata, il corpo è a disposizione della famiglia. Il funerale con tutta probabilità si terrà giovedì qui a Loreggia alle 10 di mattina, ma abbiamo preparato un servizio per raccontare quella tragica notte. Una tragedia nella tragedia, una famiglia colpita in meno di un anno da 2 lutti. Nel novembre del 2024 aveva perso la vita Michele Brugnaro, 32 anni. In sella alla sua moto si era scontrato con una bici lungo una strada a Resana. Nulla da fare per il Centauro, morto sul colpo. Sabato notte un altro gravissimo incidente. La vittima è il fratello Andrea, di 47 anni. Il dramma a Loreggia. L'uomo in sella alla sua 2 ruote, forse a causa di un sorpasso, è andato a sbattere contro un terrapieno a lato della strada, un impatto devastante che di fatto non gli ha dato scampo. Alla scena hanno assistito alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito dato l'allarme chiamando i soccorsi. A Loreggia sono arrivati i sanitari del SUEM 118 e i vigili del fuoco e il personale della polizia stradale di Piove di Sacco. Sul luogo dell'incidente anche il sindaco Manuela Marangon, sconvolta per l'ennesima tragedia che colpisce la sua comunità e che si stringe attorno alla famiglia Brugnaro, colpita nuovamente da un lutto. La moto del 47enne, su disposizione del magistrato, è stata posta sotto sequestro in attesa della chiusura del fascicolo di indagine. Ecco, questa è la cronaca, Daniela. Ricordiamo che Andrea Brugnaro, 47 anni, era un operaio edile in una ditta di Mestrino, lascia la moglie Alice e 2 figli, uno di 21 anni e una più piccola, che diventerà maggiorenne in questi giorni. Ecco, se ci sono domande, se no ti restituirei la linea.
Grazie davvero a Francesco Ratai. Purtroppo il fenomeno degli incidenti stradali, lo sapete, in estate soprattutto è in aumento, lo abbiamo visto, troppe le vittime, ne parleremo ancora nel corso di questa edizione, ma ora andiamo a Belluno perché è scattata una protesta dei detenuti nel carcere per il caldo soffocante. Ce ne parla la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana, buongiorno. Buongiorno Daniela, ci troviamo in una rampa condominiale di via Francesco Pellegrini, un punto di osservazione privilegiato delle celle, degli esterni delle celle del carcere di Belluno, dove sabato sera, ma sicuramente anche ieri sera, non ne abbiamo notizia, è scattata la protesta dei detenuti, probabilmente a causa del caldo soffocante che assieme al sovraffollamento delle celle si è rivelato un mix esplosivo. Attorno alle 23 i detenuti hanno iniziato a battere sulle inferriate pentole e a gridare, circostanza che non è passata inosservata soprattutto ai residenti di questa zona, degli palazzi prospicienti la struttura carceraria che, come abbiamo già avuto modo di dirvi più volte, è una struttura fatiscente, è datata 1933, attualmente la capienza, fonti ministeriali, viene data a 92 posti e invece di detenuti a sabato ce n'erano 106. Durante l'anno i detenuti escono, per chi ne ha la possibilità, per chi ha avuto accesso al lavoro all'esterno, ma questo è il periodo delle chiusure per le festività ferragostane e quindi tutti sono costretti a condividere spazi davvero strettissimi per tutto il giorno H24. Abbiamo cercato di metterci in contatto, purtroppo invano, con il o la garante dei detenuti del carcere di Belluno, perché attualmente la funzione retta fino a qualche mese fa da Maria Losito è stata messa a bando dal comune di Belluno e sappiamo che il primo bando è andato deserto. La dottoressa Losito continua in questo periodo di vacanza, diciamo così, contrattuale a rivestire la carica, ma purtroppo è costretta a casa per problemi personali. Certo, questa vicenda ha interessato gli agenti della polizia penitenziaria che sono intervenuti per sedare, sembra senza grandi conseguenze, per sedare, per placare gli animi, ma è certo che il caldo che continuerà afoso con temperature ben sopra i 30 gradi proseguirà anche qui a Belluno almeno fino a Ferragosto e che lo Stato deve garantire ai detenuti, seppur nelle condizioni di ristrettezza delle libertà personali, la dignità umana e celle molto strette, luoghi, spazi che possiamo immaginare certamente non lo garantiscono. Da Belluno è tutto, Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Tiziana Bolognani, grazie per questo contributo, ne continueremo ovviamente a parlare nel corso dei nostri telegiornali anche a partire da questa sera sull'edizione di Treviso alle 19:30. Ed ora andiamo a Vicenza, operazione delicata, quella di sabato pomeriggio, che ha impegnato le forze dell'ordine nella cattura di un giovane ora in carcere minorile che ha seminato il panico in città per poi barricarsi dentro una casa. Ce ne parla Luisa Bertini con il questore di Vicenza Francesco Zerilli. Siamo in compagnia con il questore Francesco Zerilli, questore di Vicenza, per una delicatissima e importante attività che è stata compiuta sabato pomeriggio. Lo ricordo, è stato un pomeriggio molto movimentato perché un soggetto minorenne di origine tunisina ha scatenato il panico in centro città tentando diverse rapine, alcune sono state anche messe a segno, poi si è tuffato nel fiume e si è asserragliato dentro un appartamento. Di lì ovviamente è scattata l'allerta in tutta la città e l'intervento è stato tempestivo e pronto. Io la ringrazio di queste parole che mi permettono
di sottolineare la mia grandissima soddisfazione e tributare il mio ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, della Questura che sono intervenuti, dai dirigenti presenti sul posto, il dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il dottor Martorano e dalla dirigente della Digos, che si è portata anche lei rapidamente sul posto. Poi a intervenire sono stati 4 ragazzi, una ragazza e 3 ragazzi nostri delle volanti, giovani, ma preparati, responsabili, decisi, ma capaci di fare quello che è necessario fare, salvaguardando l'incolumità non soltanto di loro stessi, ma anche del soggetto che è stato arrestato, diciamo, per fortuna senza dover esercitare una misura, diciamo, no, particolare di forza, perché questo è stato possibile farlo grazie alla loro capacità. Certo, è stato utilizzato il taser, ma in un contesto all'interno quindi di uno spazio molto angusto di questo appartamento dove lui si era rintanato, dove non era facile vederlo, dove appunto avrebbe potuto anche essere molto pericoloso verso i nostri, che con coraggio si sono introdotti all'interno per catturarlo. Così è stato fatto e quindi veramente io sono molto contento, soddisfatto della loro capacità. Ecco, è stato arrestato, adesso è nel carcere minorile a Treviso, 2 ore di intervento che vi ha portato un po' in tutta la città, perché le rapine sono state messe a segno, rapine o tentate, lo ripeto, in varie zone della città, e poi ovviamente lui asserragliato all'interno di questo appartamento poteva essere molto pericoloso, quindi intervento che si è risolto in 2 ore. È proprio così, è proprio così. Noi chiaramente eravamo già, no, prima che si introducesse all'interno di questo appartamento, sulle tracce, alla ricerca. Lui si muoveva d'altronde in modo irrazionale, random, non aveva un disegno particolare, era molto rapido a spostarsi e ha colpito in diversi punti. Chiaramente non era facile individuarlo con minor tempo di quello che poi, no, di fatto si è realizzato. Io sottolineo, esatto, tutto questo, 2 ore mi sembra un tempo molto molto breve per porre fine a una situazione estremamente pericolosa che ha creato giustamente allarme. A riguardo è giusto anche dire però che queste cose inevitabilmente possono accadere in un contesto urbano o anche in questa provincia, come possono accadere su tutto il territorio nazionale, perché da sempre che è così, da sempre può accadere che un criminale che magari decide di commettere un reato poi si trovi inseguito dalle forze dell'ordine, e proprio perché braccato diventa ancora più pericoloso, ne commette altri reati nel tentativo di sfuggire alla cattura. Queste sono cose che purtroppo con le quali noi dobbiamo avere a che fare. Capisco che suscitino preoccupazione, ma nello stesso tempo bisogna mettere in evidenza che la capacità di risoluzione di questi fatti da parte delle forze dell'ordine, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Io ringrazio il Questore per essere stato con noi. Grazie. E noi ora ci spostiamo a Venezia, continuiamo con la cronaca perché c'è stato un altro episodio di antisemitismo. Una coppia di turisti ebrei è stata aggredita nei pressi del Rialto e si è dovuta rifugiare in un ristorante ebraico alle Guglie. E per noi sul posto il nostro Filippo Fois. Filippo, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Il ristorante nel quale si sono rifugiati i turisti dopo l'aggressione è quello che vedete in questo momento inquadrato da Simone Merlo. È un ristorante piuttosto famoso a Venezia che si trova proprio all'ingresso del ghetto per chi arriva, diciamo, dalla direzione della stazione. Il sottoportico che vedete alla destra del locale è quello che poi porta al ghetto. Noi peraltro siamo appena reduci da un breve dialogo che abbiamo avuto con i responsabili del locale, che ci hanno confermato quello che vi stiamo per raccontare, però ci hanno fatto capire che preferiscono non parlare. Effettivamente il clima non è bello qui a Venezia come in altre zone del mondo dove il conflitto in Medio Oriente, sulla striscia di Gaza, ha
aumentato quelli che si possono definire, senza troppi giri di parole, degli episodi di antisemitismo, come quello per l'appunto che si è concluso in questo ristorante. Una giovane coppia di ebrei ortodossi di nazionalità americana è stata aggredita prima verbalmente, poi anche con degli spintoni, degli sputi, addirittura lanciandogli delle bevande e aizzandogli contro un cane di grossa taglia a Rialto. Siamo nella notte tra sabato e domenica. Il cane di grossa taglia sembrerebbe anche che abbia provato a mordere il turista, erano un uomo e una donna, lei tra l'altro incinta di 5 mesi, però il morso diciamo che ha incontrato la resistenza del cellulare che il turista aveva in tasca, per cui non ha provocato gravi ferite. Questa coppia, evidentemente sconvolta e sotto shock, ha deciso di rifugiarsi in quello che riteneva essere il luogo più sicuro, quello in cui erano stati anche a mangiare, questo ristorante ebraico che si trova vicino al ghetto. Sono arrivati, hanno raccontato, questa storia come detto ci è stata raccontata, non hanno sporto denuncia, sono già rientrati in patria, però il fatto è stato segnalato dalla comunità ebraica e in questo momento le forze dell'ordine stanno svolgendo le indagini del caso anche attraverso la visione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili. Perché qui il clima è pesante? Beh, ve l'avevamo già raccontato in altre occasioni, purtroppo atti non di questa gravità, ma comunque pesanti dal punto di vista diciamo anche del messaggio che portano, si sono verificati con cadenza quasi settimanale durante questi mesi al ghetto di Venezia. Abbiamo parlato di scodaresche che si fermano addirittura a fare il saluto romano di fronte al monumento delle vittime della Shoah, oppure ancora di canti inneggianti al nazismo. È capitato che il rabbino venisse insultato per strada da un passante che lo accusava di genocidio, oppure ancora l'anziano che porta il cane regolarmente a fare i propri bisogni o sulle scale d'ingresso della sinagoga, oppure comunque in qualche altro luogo diciamo significativo dell'ebraismo. Qui l'abbiamo sentito, la comunità ebraica non vede quale sia il nesso tra quello che degli ebrei italiani che vivono qui a Venezia possano avere con quelle che poi sono le decisioni del governo Netanyahu, neanche dello Stato di Israele, del governo Netanyahu. Però l'attenzione è molto alta, la Digos sta monitorando quest'area oramai da diverso tempo e purtroppo questo episodio possiamo dire che aumenta la preoccupazione con la quale si stanno seguendo le vicende che da tempo oramai si verificano al ghetto di Venezia. Io direi che per ora è tutto, Daniela ti restituisco la linea. Grazie davvero a Filippo Fois. Noi rimaniamo nel veneziano e andiamo a Jesolo, dove c'è una comunità sotto shock per il gravissimo incidente che è avvenuto ieri intorno all'1, dove una macchina si è inabissata nel fiume. Dentro purtroppo è rimasto intrappolato un bimbo di 5 anni, mamma e sorellina invece sono riusciti a tornare a riva. Il bimbo è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Padova e sta combattendo tra la vita e la morte il servizio. In macchina la mamma 38enne ed i figli, una ragazzina 12enne ed il piccolo di 5. Stavano andando verso Jesolo, ad un tratto la vettura, una Daewoo, è finita nel fiume Sile. La donna e la figlia più grande sono riuscite ad arrivare a riva, il piccolo è rimasto intrappolato, seduto sul seggiolino agganciato dalle cinture di sicurezza. Attimi concitati, la disperazione della mamma, impotente davanti all'acqua, la richiesta immediata dell'intervento dei soccorritori. Intanto nella zona si sono fermati automobilisti, turisti di passaggio per cercare di dare una mano. L'auto si è inabissata ad una profondità di oltre 5 metri, una corsa contro il tempo. C'è stato un intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati praticamente subito, appena allertati, i sommozzatori sono intervenuti subito. C'è anche da fare un plauso importante a 2 passanti che appena sono accorti hanno cercato per quello che potevano di andare a recuperare il bambino sotto acqua. Non ci sono riusciti, ma appunto l'intervento dei pompieri è stato immediato. 2 persone si sono tuffate nel fiume ed hanno tentato di raggiungere la macchina. Si tratta di un uomo di origine tunisina e cuoco in un ristorante a Mestre ed un turista tedesco. L'acqua torbida, impossibile arrivare al piccolo. Poco dopo l'intervento
l'intervento dei sommozzatori che hanno localizzato la vettura e liberato il bambino in acqua da diversi minuti. Lo hanno portato a riva ed i sanitari del SUAM 118 hanno iniziato le manovre di rianimazione, riuscendo a far ripartire il cuore del piccino. È stato elitrasportato all'ospedale di Padova in gravissime condizioni. Il pensiero di tutti è per il bambino, ha spiegato il sindaco. Resta la preghiera, questo è quello che ho cercato di condividere, per il bimbo che è rimasto molto tempo sott'acqua e speriamo possa avere una buona sorte. Ecco. Ora le indagini di carabinieri e polizia locale per capire la dinamica del grave incidente. Potrebbe essere stata una manovra sbagliata della donna in una piazzola adiacente alla strada. Via Piave, dove è avvenuto l'incidente, in quel momento verso le 13 non era particolarmente trafficata, dice il primo cittadino. Non si capisce cosa possa essere successo anche in un punto in cui di recente non ci sono mai stati incidenti o comunque nulla di particolarmente grave, quindi non è uno di quei punti che possono normalmente richiamare incidenti o creare situazioni gravi. Ecco. La macchina è stata recuperata dai vigili del fuoco. Ed ora andiamo nel Trevigiano ed esattamente a Fontanelle per il via ai lavori per il nuovo bacino di laminazione sul Monticano. Per noi sul posto c'era Marta Marangon. Siamo a Fontanelle, provincia di Treviso, per il via ai lavori di un importante bacino di laminazione che servirà quest'area della Marca trevigiana ad elevato rischio. Qui ci sono vari fiumi che rischiano di allagare l'area in caso di inondazioni, a partire dal Monticano, ma non solo. Qui con me l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. Che cosa inaugurate allora quest'oggi? Protezione civile e difesa del suolo, ci tengo a sottolinearlo, visto e considerato che quando sono arrivato c'era un piano da 2,7 miliardi di euro che io ho implementato portandolo a 4 miliardi di euro, e di cui fanno parte 23 bacini di laminazione, molti dei quali già operativi, ma i bacini di laminazione sono solo una piccola parte degli interventi che stiamo realizzando, perché ci sono consolidamenti arginali, diaframmature e così via. Qui stiamo realizzando un bacino di laminazione che interessa il fiume Monticano e il canale Cervadella. Peraltro a monte sul Cervadella anche il Consorzio di Bonifica ha già fatto un piccolo bacino di laminazione, uno lo abbiamo fatto a Valle di Lutrano in corrispondenza del corso d'acqua, si chiama Borniola, e qui si riusciranno ad accumulare oltre 1 milione di metri cubi d'acqua che non andranno quindi che saranno accumulati per evitare che il Monticano abbia una portata eccessiva e rischi l'esondazione. Poi il Monticano sappiamo che va a finire sull'Ivenza e quindi oltre a questo intervento, sempre nella stessa gara d'appalto, è stato finanziato e aggiudicato anche il lavoro del bacino di laminazione di Pradegai. Lì stiamo parlando di un'opera che, a differenza di questo, contiene 20 milioni di metri cubi d'acqua, quindi un intervento assolutamente molto più grande rispetto a questo, ma che fa parte di un sistema di interventi fatti in vari punti e che consentono di incrementare la sicurezza del Piave. Stiamo parlando, fra questo e quello di Pradegai, di un intervento da 48 milioni di euro. I tempi? I tempi sono circa 2 anni per quanto riguarda questo, quindi a inizio metà del 2027, tempo meteo permettendo. E mentre invece per quello di Pradegai ci vorrà qualcosa in più, stiamo completando le attività di espropriazione. Noi espropriamo solo l'area in cui vengono realizzati gli argini, il resto rimane di proprietà di chi ce l'ha e lo può utilizzare esattamente come prima, perché un bacino di laminazione non è un lago, viene accumulata l'acqua in eccesso rispetto a quello che può portare il corso d'acqua per qualche ora, quindi si allagano aree agricole sacrificando quelle per qualche ora per preservare le abitazioni, la viabilità, le aziende, insomma tutto quello che sta a valle rispetto al bacino di laminazione. Ecco, a proposito degli argini, Assessore, lei ha sottolineato più volte che si tratta di argini in terra battuta, non argini in cemento. Sì, lo vedete, li vedete, ma gli argini in terra battuta caratterizzano tutto il Veneto, perché il Veneto è attraversato da fiumi pensili, e cosa vuol dire? Che il livello dell'acqua può arrivare a un'altezza ben più alta rispetto al piano campagna, e quindi ci sono questi argini in terra battuta che arrivano ad essere anche alti in alcuni punti 15 metri. Però è la caratteristica del Veneto e i bacini di laminazione seguono esattamente questo tipo di logica che è storica nel Veneto
e quindi i bacini di laminazione sono contornati da argini in terra battuta rivestiti d'erba. Grazie, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Marta Marangone. Noi continuiamo, abbiamo parlato prima di incidenti stradali, c'è stata l'ennesima tragedia sulla strada che scuote il veneziano. Il 51enne Giovanni Ferri, residente a Campagna Lupi, ha perso la vita in un incidente in provincia di Rovigo. Lo schianto è avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 16 in località Tornova, all'altezza della chiusa che segna il confine tra il comune di Loreo in provincia di Rovigo e quello di Cavarzere. La sua vettura, una Peugeot 308, è andata a sbattere contro un muro. Secondo i primi riscontri si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli. Sulla dinamica e su eventuali cause dell'accaduto tuttavia sarà necessario attendere i riscontri dei carabinieri di Rosolina, che sono accorsi sul posto e che hanno eseguito i rilievi di rito sulla scena dell'incidente, tra le ipotesi un malore o forse una distrazione fatale. Ed ora nel Vicentino, sempre con la cronaca, lavoratori in nero, minorenni e clandestini, controlli dei carabinieri contro il caporalato a Barbarano, Mossano e Poiana Maggiore, multe per oltre 100.000 euro. Blitz dei carabinieri contro il fenomeno del caporalato in 2 aziende agricole di Barbarano Mossano e Poiana Maggiore. Il bilancio è di un minore, alcuni irregolari tra i lavoratori, con maxi multe per oltre 100.000 euro. I militari di Barbarano Mossano e Noventa Vicentina, insieme al NIL, il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Vicenza, hanno controllato un'azienda specializzata nell'allevamento di pollame a Barbarano Mossano. Il titolare è stato denunciato per alcune irregolarità contestate, tra cui la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale ai lavoratori, non averli inviati ai corsi formativi obbligatori, l'impiego di lavoratori subordinati privi di permesso di soggiorno. Sono stati identificati 6 lavoratori non regolarmente assunti, tra cui un minorenne e 4 extracomunitari, a loro volta denunciati per soggiorno irregolare sul territorio nazionale. Sono stati così emanati 3 provvedimenti di sospensione dell'attività per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per impiego di manodopera irregolare e contestate sanzioni per un totale di oltre 83.000 euro. A Poiana Maggiore invece controlli in un'azienda specializzata nella coltivazione di tabacco. Il titolare è stato denunciato per mancata formazione specifica dei lavoratori dipendenti. Sono stati identificati 4 lavoratori, di cui un cittadino marocchino regolare sul territorio nazionale ma non regolarmente assunto, contestate sanzioni per un totale di oltre 16.000 euro. Quello di questo fine settimana è stato di grande esodo estivo. Chi non parte cerca refrigerio sulle rive del Piave. Attivo il servizio di sorveglianza attiva da FIPSAS per sensibilizzare le persone sui pericoli della balneazione, ma gli operatori si trovano a far fronte a persone violente e moleste. Per l'amministrazione di San Biagio è un comportamento inaccettabile. Queste persone purtroppo che sono violente a volte è perché magari fanno abuso anche di alcol, perché magari essendo al Piave abusano un po', sono in tranquillità e di conseguenza poi l'alcol fa parlare la bocca e non la testa. Nessuna imposizione, nessuna presa di posizione coatta, nessuna multa. Eppure i circa 300 volontari FIPSAS, Federcace e Associazioni Libera Caccia che in questi giorni operano sulle rive del Piave per sensibilizzare sui pericoli della balneazione si trovano a dover fronteggiare gruppi di persone che troppo spesso rispondono in modo violento. A darne testimonianza un volontario che abbiamo raggiunto al telefono. Specialmente quando sono in gruppo non accettano volentieri suggerimenti o consigli. Arriviamo fino a farli ragionare se si può, oppure ci fermiamo a prendere il numero della targa per poi riconoscerli. Non è una cosa semplice, specialmente ripeto quando trovi gruppi. Da singoli vanno più omiti consigli. A me un po' dispiace perché poi alla fine il grosso lavoro che questa associazione sta facendo, quello di sensibilizzare, è quello comunque di dare una mano alla gente che comunque non conosce il Piave e non sa che pericoli ci possono essere. Noi come comune stiamo tenendo sotto controllo appunto il grande carico di persone, di gente che c'è, che va in Piave, nella località di Fagarè, e abbiamo fatto l'anno scorso una convenzione con la FIPSAS di fare sensibilizzazione e non tutti la
percepiscono in maniera positiva questa cosa qua. Weekend di grande esodo estivo che apre la settimana di Ferragosto, ma chi non parte in questi giorni di anticiclone africano che porta le temperature vicine ai 40 gradi cerca infatti il refrigerio sulle rive del Piave. Fiume che da inizio estate è stato teatro di numerose tragedie tra annegamenti e incidenti mortali, fatti che hanno portato la questione anche sui tavoli della politica e nell'attesa che vengano installati cartelli in più lingue che ricordano il divieto di balneazione si interviene con il volantinaggio e la sorveglianza attiva, ma questa attività apre un tema a cui poco si era pensato, convinti di agire nel bene, l'aggressività delle persone. Io penso per queste guardie della FIPSAS e altre associazioni che fanno questo lavoro che sono un po' in pericolo perché loro non hanno nessuna cosa di sicurezza per salvarsi da queste cose qua. Dispiace che comunque la gente reagisca in questa maniera, dispiace che non capiscano che il Piave è pericoloso e che alla fine delle feste tutte queste persone li vanno là solo ad aiutare e basta. Dai controlli nel Trevigiano ai controlli nell'Alta Padovana, gli agenti guidati dal comandante Antonio Paolocci hanno controllato numerosi locali e luoghi di ritrovo giovanile. Sabato sera di controlli straordinari nel territorio della Federazione della Polizia Locale del Campo San Pierese. Gli uomini del comandante Antonio Paolocci hanno passato al setaccio i principali luoghi della Movida e i punti di ritrovo giovanile con l'impiego del reparto sicurezza urbana e dell'unità cinofila affiancati dal cane Labrador Cooper. Una decina gli esercizi controllati tra bar, pub e discoteche, oltre a giardini e parchi pubblici. Particolare attenzione nella zona di Santa Giustina in Colle, in via Don Bosco, per prevenire reati predatori. A Campodarsego, nel parcheggio di un locale, sequestrata una modica quantità di hashish a un 21enne, segnalato poi alle autorità. L'iniziativa si inserisce in un piano di controlli regolari che la polizia locale intensifica nei fine settimana, quando cresce l'affluenza nei luoghi di aggregazione. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, apriamo la nostra pagina politica e lo facciamo con Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. E partiamo subito con una domanda che tutti si attendono. La Lega ha chiesto agli alleati di non candidare le persone che hanno, così possiamo definirli, cambiato casacca. Voi su questo siete d'accordo? Beh, tanto diciamo che questa è una delle discussioni che parrebbe la Lega abbia avuto all'interno del loro direttivo e non una richiesta arrivata al tavolo. Io credo che nemmeno arriverà una richiesta di questo tipo, perché ognuno sa che le coalizioni si costruiscono sulle cose in comune e non sui veti. Veti e controveti un po' come i dazi, no? Dazi e controdazi, non va bene a nessuno. Quindi credo che sia una proposta che se mai arriverà sia assolutamente irricevibile, perché ciascuno a casa propria compone la lista come meglio crede per affrontare i 5 anni nel quale dovremo governare assieme. Quindi credo che sia più un dibattito interno alla Lega, anche questo, piuttosto che una richiesta che arriverà veramente sul tavolo. Dovesse arrivare sarebbe per noi assolutamente irricevibile. È stata una richiesta, se dovesse arrivare sul tavolo, forse un po' dettata dal fatto che molti sono usciti in questo periodo proprio dalla Lega e quindi... Vabbè, però vede, per chi come me ha sempre ragionato di centrodestra e ha sempre, anche quando era l'1%, pensato che si dovesse tutelare la coalizione, sapere che ci sono delle persone che possono per X e svariati motivi passare da una coalizione a un'altra non è un grande problema. L'importante è rimanere nell'alveo del centrodestra. Dopodiché è evidente che chi oggi magari ha un po' un collasso diciamo così, di presenze voglia tutelarsi, però credo che la politica, ripeto, sia fatta per mettere insieme le persone. Una non poteva andare bene ieri perché aveva la casacca della Lega e non andare bene oggi perché aveva la casacca di Fratelli d'Italia, quindi credo che siano dibattiti un po' così agostani. Ecco, e fra i nomi quello di Silvia Rizzotto potrebbe essere un nome che vedremo nelle liste come candidato? Beh, mi auguro di sì. Io credo che il patrimonio di esperienza comunque
della consigliera uscente sia un patrimonio che possa essere messo a disposizione della coalizione, e quindi credo che le valutazioni spettino al provinciale, al coordinamento provinciale. Dopodiché credo che in un momento nel quale noi espanderemo molto la nostra presenza ci sia bisogno di persone comunque con esperienza, quindi credo che non sia una delle questioni facilmente risolvibili. Noi ieri abbiamo parlato anche con Azione, 5 Stelle, una sinistra dicono insomma unita, si sta cercando di capire Azione che cosa deciderà di fare, anche se nel trevigiano sembra che sia, insomma, stia con Manildo. Un centrodestra che ancora però non ha il candidato. Beh, insomma, direi un nome che ancora manca. Che ci sia un centrodestra unito lo si vede dal fatto che oggi si sia tutti assieme a governare questa regione, a differenza magari del centrosinistra che non ha visto palla in questi anni e che quindi si mette assieme anche solo per provare a tentare di battere il centrodestra. Noi siamo, e io l'ho sempre detto, la cosa più importante era la tenuta della coalizione e il fatto di stare assieme. Dopodiché non siamo particolarmente assillati da chi debba essere quello che svolgerà il ruolo di candidato governatore. L'importante è trovare la sintesi e restare uniti sui temi che dovremo affrontare nel prossimo futuro e sui programmi soprattutto. Anche il continuo stillicidio di chi farà o meno il presidente è un tema che ai veneti ha cominciato a non appassionare più, semmai possa averlo appassionato, perché credo che ciò che si aspettano i veneti da una coalizione che governa questa regione da tantissimi anni sia di sapere come intende dare continuità a questo governo e soprattutto quali siano gli strumenti con il quale affrontare anche le cose che in questi 5-10 anni, che è l'orizzonte di prospettiva di un governatore nuovo, devono essere messe in campo, quali cose devono essere messe in campo per affrontare i veri temi dei veneti. E quindi credo che al netto delle naturalmente curiosità giornalistiche e non solo degli appassionati di politica, credo che al Veneto medio interessi più cosa vogliamo fare piuttosto di chi lo farà in prima persona. Ecco, e dopo parleremo anche dei temi che i cittadini si attendono, di risposte che vogliono, insomma, che vorrebbero avere, dalla sanità alla sicurezza in primis, visto gli ultimi casi fra l'altro di furti continui. Però sicuramente è un cambio epocale quello dopo il post Zaia e quindi forse i cittadini si aspettano di capire chi sarà il nuovo governatore dalla Lega. Fratelli d'Italia ancora spera di poter avere... Fratelli d'Italia è conscia di avere la classe dirigente matura per poter svolgere anche questo ruolo. I giochi non sono assolutamente chiusi, leggo anch'io ricostruzioni abbastanza fantasiose secondo i quali ad uno spetterebbe il governatore e agli altri spetterebbero il numero di assessori, posto che tutti quelli che masticano un po' di politica sanno che il numero di assessori è legato alla presenza dei consiglieri in consiglio regionale, quindi sarebbe impossibile pronosticare prima un numero di assessori superiore di una forza rispetto a un'altra. Dovremmo vedere gli esiti elettorali, però ripeto, sì, finisce un'epoca perché Zaia insomma è stato un fuoriclasse, dobbiamo riconoscerlo, ma noi che l'abbiamo sostenuto in tutti i suoi mandati lo sappiamo benissimo. Non è l'unico, probabilmente fuori classe, che potrà crescere, però è un patrimonio veneto e io credo che lo si debba mettere nelle condizioni di continuare ad essere utili per il Veneto. Dopodiché sarà il suo partito che troverà la collocazione migliore all'interno della regione o all'esterno della regione per valorizzare la sua straordinaria capacità. La sua straordinaria capacità di intercettare anche consenso che non sia strettamente della Lega e che magari non sia strettamente di centrodestra, e di questo è vero, un valore aggiunto, però è una dinamica che spetta al suo partito, e cioè alla Lega. Io se avessi un fuoriclasse come Zaia all'interno di Fratelli d'Italia lo schiererei sicuramente nelle mie liste, anche perché mi consentirebbe di avere un valore aggiunto, però io non detto legge a casa degli altri e difficilmente lascio che altri dettino la legge a casa mia, ecco. E mi verrebbe anche, questa è una curiosità giornalistica, la possibilità di un candidato civico, se ne era parlato, qualcuno diceva un po' un super partes rispetto a tutti. Beh, perché no? Noi non abbiamo mai escluso nulla a prescindere. Abbiamo detto che ci saremmo confrontati con i nomi sul tavolo sapendo che comunque
finita l'era Zaia e quindi una sua preponderanza rispetto al Consiglio che gli era stata data dai cittadini del Veneto, oggi si ritornava ad un rapporto anche tra le forze politiche o le forze civiche diverso, e quindi che la politica si sarebbe in qualche maniera, avrebbe avuto un ruolo in più rispetto, e anche il rapporto tra alleati probabilmente avrebbe avuto un ruolo in più, e quindi credo che poi chi farà da collante, chi terrà tutto assieme, ad oggi potrebbe essere anche un civico, perché no? Io su questo non ho mai visto possibili preclusioni né da parte mia né da parte del mio partito. Zaia, abbiamo parlato prima del governatore Zaia che dice una lista col mio nome porta voti, Meloni lo sa. Una lista Zaia, qui c'è chi dice sì, chi dice no, chi dice ma non va bene perché... Ma guardi, allora, sarebbe un po' strano che una regione esprimesse la lista di uno che non è candidato governatore, non si è mai vista. Se pensiamo che nemmeno Zaia, quando si candidò la prima volta nel 2010, aveva una sua lista a supporto, aveva le liste dei partiti. Però, ripeto, questa è una valutazione che devono fare gli esponenti della Lega, cioè gli iscritti della Lega, il gruppo dirigente della Lega. Non è una valutazione che spetta a Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è pronto a fare le sue liste. Tutti i provinciali hanno ricevuto l'input di preparare le liste più forti possibile perché vadano al vaglio poi del regionale e del nazionale, e semmai Fratelli d'Italia, se dovessimo avere il candidato governatore, si occuperà di fare una lista del presidente, se riterremo di farla, con le modalità che assieme agli alleati riterremo di adottare per questa lista. Ciò che accade agli alleati e ciò che attiene agli alleati è un discorso loro, e l'assetto che loro vorranno darsi per affrontare le prossime elezioni non è una questione, secondo me, che dovrebbe curare o seguire Fratelli d'Italia. Tutti si attendono adesso invece la data. Quella sì, dovreste chiederla al governatore, ecco, perché è lui che indice le elezioni. Anche se più o meno si pensa sia per metà novembre, anche perché poi sì, io credo che ragionevolmente o il 16 o il 23 di novembre possa essere la data sulla quale andare ad elezione. La finestra è dal 20 di settembre al 23 di novembre, e quindi ragionevolmente avremo una data più tardi possibile il 23 sul quale ragionare e sul quale preparare appunto liste forti e programmi che intercettino il sentore dei veneti e che dimostrino ancora una volta come la politica veneta sia pragmatica rispetto ai tanti temi, e che è quello che poi che i nostri cittadini si aspettano, insieme al fatto, e questo io è la cosa che più mi sento dire quando frequento tanto il territorio, è l'unità del centrodestra. Non sento mai nessuno che mi invita a correre da solo, anche se qualcuno potrebbe dire i numeri Fratelli d'Italia li ha. No, io credo che i veneti ci vogliono uniti, che laddove siamo andati divisi o dove abbiamo diviso anche solo a parole il centrodestra prima delle elezioni, penso a Verona dove siamo andati divisi, e penso a Vicenza dove non abbiamo fatto un periodo di approccio alle elezioni comunali con unità di intenti e di vedute, i cittadini ce l'abbiano fatta pagare, proprio perché detestano il centrodestra diviso. Dopodiché vogliono che lo stesso centrodestra che bene ha governato in questi anni abbia anche un progetto per il futuro. Ecco, e parliamo proprio di progetto per il futuro, perché i cittadini in questo momento si attendono delle risposte dal nuovo governatore del Veneto, si attendono delle risposte dai nuovi assessori che verranno eletti. Temi importanti come la sanità, lo sappiamo, che è un problema non indifferente in questo momento, la sicurezza, perché abbiamo visto, nonostante tutto quello che fanno le forze dell'ordine, c'è una percezione di insicurezza nei cittadini. Sì, questo capita perché a fronte di leggi che possono essere inasprite, poi c'è un'applicazione che purtroppo a volte lascia sconcertati non solo i cittadini, anche i politici che hanno legiferato e anche le forze dell'ordine stesso. Noi stiamo lavorando, il ministro Nordio va ringraziato per lo straordinario lavoro che sta facendo sulla giustizia e sicurezza, insieme al ministro Piantedosi, per riuscire a contrastare anche i nuovi fenomeni. Quello dei Maranza, ad esempio, è un fenomeno nuovo
che ha vissuto molto diciamo così, sulla leggenda di questi personaggi, no? Con lo spirito emulativo di taluni personaggi. E io credo che lì bisogna dotarsi di strumenti efficaci, non pensando sempre che sia colpa della società. Ogni volta che succede un problema si crede che sia la società che non abbia fatto abbastanza per lenire questa situazione. Può esserlo. Io ho studiato, ho fatto scienze sociali, quindi cerco sempre di capire anche quali sono le condizioni che hanno spinto determinate persone, ma è altrettanto vero che a fronte di persone che bene si comportano, noi non possiamo tollerare che siano impuniti coloro i quali si comportano in maniera delinquenziale. E quindi credo che su questo stiamo lavorando forte anche sulla sanità. Ricordo che il ministro Schillaci e questo governo sono il governo che più ha investito sulla sanità in questi anni. A fronte di tagli dei 10 anni nei quali governava il centro-sinistra, noi abbiamo aumentato le risorse a favore della sanità e sono un dato oggettivo, incontestabile, e quindi credo che con la stessa straordinaria capacità con cui abbiamo letto questo problema, penso a quello delle liste d'attesa, dobbiamo anche declinarlo sui territori e continuare a cercare di migliorare la nostra sanità, sapendo che affronteremo tempi difficili, tempi diversi, c'è un invecchiamento della popolazione che quindi presuppone un'attenzione maggiore nei confronti degli anziani e della loro capacità di essere indipendenti nelle loro abitazioni piuttosto che nelle strutture pubbliche, che hanno un costo, ma credo che tutto vada risolto pragmaticamente, cercando di capire le cause per poi prospettare le soluzioni, e credo che questo, il pragmatismo e la forza dei veneti, sia proprio quella che al netto delle ideologie, e lo dico anche sempre ai miei colleghi di centrosinistra quando sono in commissione, noi dobbiamo concentrarci su quello che realmente serve, e quello che realmente serve può essere, non dico un cambio di passo, ma sicuramente un miglioramento di talune questioni che magari fino ad oggi si sono lette con occhi differenti, ma credo che chiunque esca da questa regione e abbia a che fare con la sanità di qualsiasi altra regione possa assolutamente manifestare che questa è una sanità che pur tra mille difficoltà ha dato risposte ai cittadini. Oggi possiamo fare meglio? Sempre si può fare meglio, e quindi cercheremo di fare meglio. Qualcosa va cambiato, c'è stata un po' una fuga anche però di medici che si sono spostati verso il privato, e questo ha un po' spaventato i cittadini. Beh, questo dipendeva anche dai contratti, dal loro rinnovo, cosa che abbiamo fatto, e dal fatto che magari i professionisti trovavano più stimolante lavorare in un ambiente di lavoro diverso. Noi dobbiamo far riappropriare i cittadini e di conseguenza anche i medici del piacere e della voglia di lavorare erogando un servizio pubblico universale come quello della sanità, e credo che questo si ottenga anche ricreando le condizioni secondo le quali i medici siano sicuri. Quanti sono stati gli episodi di intolleranza nei confronti dei medici anche nei pronto soccorso? Noi abbiamo, e degli infermieri, e le aggressioni vere e proprie. Anche lì dobbiamo intervenire perché il rispetto nei confronti dei medici sia totale, e se il rispetto lo vogliamo chiedere ai nostri cittadini, poi dobbiamo darlo anche come istituzione, quindi anche intervenendo sulle loro, diciamo così, sui loro contratti, per fare in modo che il privato non diventi attrattivo e non diventi soprattutto, magari a volte, spesso purtroppo, anche l'unica soluzione possibile. Qui fare anche un passo indietro, stavamo parlando prima di normative di maranza, di un nuovo tipo di delinquenza, perché anche questo, ma anche la percezione, perché noi siamo andati ad esempio da molti cittadini che avevano subito dei furti in casa, c'è non solo le percezioni di insicurezza da parte dei cittadini, ma la percezione proprio di impunità da parte dei malviventi, che di fronte alle forze dell'ordine, parliamo di delinquenti, quindi ladri, ma anche i giovanissimi. Noi dobbiamo ricreare uno stato di diritto, non uno stato dove tutti hanno diritti e nessun dovere. Noi dobbiamo ricreare lo stato nel quale io ho diritto di vedere la mia casa inviolata e non violata, e chi lo fa sa che in tutti gli stati di diritto viene punito. Se questa percezione non c'è, è evidente che delinquere in Italia è più facile che delinquere in altri stati. Noi su questo dobbiamo lavorare, su questo ci deve aiutare anche la magistratura nelle interpretazioni delle sue norme. Non possono essere due poteri dello Stato in antitesi rispetto. Se noi legiferiamo in una determinata maniera, l'interpretazione deve essere fatta in una maniera coerente, ma credo che nessuno voglia riempire le strade di malviventi, me lo auguro almeno, e credo che tutti, con il concorso di tutti, dalla società a chi legifera, alle forze dell'ordine,
che per anni si sono sentite quasi la causa di tutto ciò che accadeva e assolutamente senza le spalle coperte. Beh, oggi noi abbiamo dimostrato anche lì, anche non solo con le pacche sulle spalle, ma anche con i nuovi contratti, che noi crediamo fortemente nelle forze dell'ordine, che non vuol dire che siamo in uno stato di polizia, vuol dire che a fronte di chi sbaglia, quello paga, garanzia di chi vive in quelle case, che sempre ha pagato le tasse, che sempre ha rispettato le leggi e non si merita che qualcuno entri a privargli delle proprie cose. Dopodiché io sono tra quelli convinti che sia lo Stato che mi debba difendere. Io non devo difendermi da solo. Mi deve difendere uno Stato serio, uno Stato che quando becca la gente che male si comporta li tiene in galera. In galere migliorabili, certo, e di questi giorni le proteste anche per il caldo, certo, le galere non possono essere luoghi di, diciamo così, di decadimento anche fisico e morale, ma sono galere. In quelle galere ci stanno quelli che male si sono comportati. Non posso pensare che abbiano, o che qualcuno possa pensare che debbano stare meglio loro di quelli che invece subiscono le angherie dei soggetti. E mi stavo anticipando proprio la domanda, perché lei diceva la giustizia fai da te non va bene. Però tanti cittadini, abbiamo visto, soprattutto qua nel Trevigiano, tra cartelloni, insomma... Beh, sono esasperati, è tutto molto comprensibile. È esasperata, è comprensibile sto fatto. Io voglio arrivare ad uno Stato vero di diritto dove lo Stato mi tutela. Se io ho la percezione che tutto ciò che accade veda l'impunità di determinati soggetti, cerco di difendere me, la mia famiglia e le mie proprietà nel modo che io credo più utile. E quindi non sono biasimabili questi comportamenti. Io voglio arrivare a che la gente non debba farli, perché comunque sono trauma forti quelli di dover difendere sé e la propria casa. Voglio che lo faccia lo Stato e quindi voglio dare allo Stato tutti gli strumenti per poterlo fare. Penso a rave party. Fino a prima sembrava che non si potesse fare nulla senza rave party. Abbiamo fatto una norma sui rave party, oggi tutti i drogati del mondo non vengono più in Italia a fare i rave party. I fattoni vanno in altre nazioni. Credo che sia lo stesso metodo, lo stesso strumento che dobbiamo rigorosamente applicare anche per garantire soprattutto la sicurezza dei nostri cittadini, viva Dio. Prima ho visto un'immagine che non capivo, ma magari dopo la regia ci dirà che cosa c'è. Temi sicurezza, sanità, ma anche la questione economica, dove aziende continuano ad andare in sofferenza. Sì. In un Veneto, ricordiamo, che era insomma, ancora lo è, però ancora, non come prima. È la littorina d'Italia. Qui la disoccupazione è più bassa della media nazionale, che tra l'altro oggi è la più bassa della storia della nazione. Cioè noi abbiamo il più alto numero di occupati e in Veneto abbiamo addirittura una disoccupazione che è sotto il 3%, che per taluni analisti è addirittura vista come una cosa negativa, cioè non riesce a dare il giusto ricambio anche a quelle aziende che lo vorrebbero. Abbiamo un mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Nei prossimi anni avremo bisogno di 131.000 lavoratori in più per garantire che le nostre imprese possano continuare a fare non solo quelle turistiche, ma anche quelle manufatturiere, gravate da una situazione europea e mondiale difficile e in continuo cambiamento. Però i nostri imprenditori ci hanno insegnato, e questo insegnano loro la politica, che nei momenti di difficoltà bisogna essere resilienti, ma anche adattarsi alle nuove situazioni, cercare nuovi mercati, e su questo stiamo facendo uno straordinario lavoro con ICE e con tra l'altro un veneto, Matteo Zoppas, che si è dedicato in questi 2 anni veramente bene a questo lavoro per esplorare nuovi mercati e per lenire quelle situazioni di disagio in mercati, magari i nostri punti di riferimento, come quello degli Stati Uniti dopo la questione dazi. Quando qualcuno predicava la Meloni deve interloquire direttamente con gli Stati Uniti e far vedere se è vero che lei ha ottimi rapporti, beh, io ricordavo a tutti sommessamente che nel caso in cui avessimo trattato da soli ma avessimo lasciato da sola la Germania, beh, noi, il nostro comparto anche automotive, avrebbe risentito tantissimo, perché noi siamo legati a doppio filo con la Germania. Quindi su temi come questi, al netto del fatto che sui dazi solo l'Europa poteva trattare perché solo l'Europa aveva mandato e delega, noi dobbiamo essere molto pragmatici. E qui il governo italiano, bisogna dirlo, perché altrimenti a qualcuno sfugge, se non fossimo stato noi ad evitare
che talune nazioni, come la Francia, più per motivi ideologici e per tenere buoni i comunisti che ha dentro i suoi confini, avessimo risposto ai dazi con altri dazi, oggi avremmo innescato una guerra commerciale con quello che è un nostro partner commerciale. Oggi gli Stati Uniti sbagliano, lo dico io, sbagliano a porre dei dazi, perché in una logica di mercato i dazi non servono, sono anzi sbagliati, fanno male a chi li riceve, ma fanno male anche a chi li mette, perché creano una spirale inflazionistica, perché in qualche maniera alzano il prezzo e quindi fanno scontenti anche i consumatori finali americani, ma credo che l'Italia su questo abbia dimostrato non solo capacità e prontezza nel leggere la situazione, la Meloni abbia sollecitato l'Europa per un atteggiamento più prudente, per una costruzione di un fondo per lenire quei settori che andavano più in crisi e anche e soprattutto abbia messo nelle condizioni di poter esplorare attraverso le visite e i buoni rapporti mercati come l'India, dove ci sono 1 miliardo e 400 milioni di persone, 300 milioni delle quali hanno la capacità e la tendenza ad acquistare beni italiani e quindi di qualità. Quindi credo che... Allora, ieri avevamo sentito anche Confartigianato che diceva, come diceva lei prima, dobbiamo assolutamente guardare ad altri mercati, perché insomma se guardiamo solo quello americano davvero a livello economico diventa un disastro. Ma ce le ricordiamo le fluttuazioni? Guardi, io sono nato e cresciuto nel mondo dell'occhialeria e che era sempre legato alla fluttuazione del dollaro. E quindi i mercati americani erano soggetti sempre a instabilità, nonostante siano nella nostra parte del mondo, quella che chiamiamo Occidente. E quindi sempre i nostri imprenditori hanno affrontato momenti, non dico di tensione, ma comunque momenti particolari con gli Stati Uniti. Sono sempre stati bravi però a cercare altri mercati. Le faccio un esempio banale. In Sud America noi non vendiamo una bottiglia di vino. Lo sa perché? Perché i dazi in entrata sono del 55%. Oggi con il Mercosur, che è un accordo sul quale noi pretendiamo la reciprocità, cioè non possiamo pensare che i nostri produttori debbano sottostare a delle regole che dall'altra parte dell'oceano invece non hanno, penso soprattutto all'agricoltura. Ma è altrettanto vero che noi abbiamo bisogno di liberare i mercati, perché il libero mercato non si basa sul protezionismo. Lì noi lo possiamo avere su quei prodotti, il dazio, che non rispettano le nostre norme e quindi possiamo mettere un dazio. Ma laddove c'è libertà di mercato, noi oggi possiamo pensare di aggredire mercati nuovi, dove c'è popolazione disposta ad acquistare prodotti italiani. Pensi quanti ce li copiano. L'agroalimentare nel mondo è copiato per 120 miliardi, a dimostrazione che c'è voglia di italianità. E pensate che chi oggi compra un Amarone negli Stati Uniti si rassegna a bere un vino pessimo o comunque non di straordinario livello come un vino magari della California? Beh, io non credo. Noi siamo arrivati quasi al termine, ma tempistiche, presentazione delle liste, c'è un... Beh, insomma, dipenderà dalla data delle elezioni, naturalmente. E questo sicuro. E quindi a ritroso, un mese prima si presenteranno le liste, tutte le province comunque, ma credo tutti i partiti politici sanno già che l'ossatura principale della lista è pronta. Tutti sanno che ad agosto anche noi stiamo facendo delle manifestazioni con il classico cruciverbone che distribuiamo in spiaggia, ma sappiamo che gli italiani e i veneti vanno lasciati in pace almeno durante le vacanze estive, perché viva Dio lavorano tutto l'anno e hanno bisogno del meritato riposo. Tra l'altro leggo anche qui una sinistra un po' imbarazzante, sempre anti-italiana, che sembra godere del fatto che qualcuno crede che siano diminuite le presenze turistiche, in realtà non è così. Noi abbiamo un più 5% rispetto al 2024 e addirittura una montagna che segna un più 7%. Ma perché? Se tu ti rendi conto e tutti ti dicono che arriverà l'anticiclone e quant'altro, uno scappa laddove magari c'è un po' di refrigerio in più. Io lo vedo nei miei paesi, lo vedo a Calalzo. Ieri sono stato alla festa dei Cadorini a Calalzo, c'era pieno di gente, ma è naturale che ci si sposti verso la montagna magari nella settimana che è più costoso per andare a prendere un po' di refrigerio, e quindi anche lì dati del turismo assolutamente straordinari, ma lasciamoli impostare. E dopodiché a settembre cominceremo una sana, proficua campagna elettorale, avremo il nome
di un candidato che ci rappresenterà tutti per i prossimi 5-10 anni e affronteremo questa sfida con la straordinaria consapevolezza che se il centrodestra va unito non ce n'è per nessuno. Grazie. Grazie a voi, davvero. grazie dell'invito. Grazie. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità. E siamo tornati ancora in studio, sempre la politica, ma non solo, in primo piano, però vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto, che sono Marco Della Pietra, Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. E Antonella Tocchetto, Partito Democratico, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, partiamo da un video che dopo ci facciamo commentare, perché per molti esponenti politici è già partita la campagna elettorale, ma però guardiamo questo video e poi ce lo facciamo commentare proprio dal protagonista. Non c'è cosa più bella che fare 4 chiacchiere con gli amici, però le chiacchiere sono belle se sono effettivamente 4. A me pare che in questo periodo soprattutto siamo invasi dalle chiacchiere. E sapete dove? Alla radio, sui giornali, in televisione, al bar, al mercato, in piazza. E se sei un amministratore, le chiacchiere devono stare a 0. 0 ciacole. Marco Della Pietra. Mi sembra abbastanza chiaro. No, allora io spesso faccio di queste cose. Ricordo nel 2016 avevo fatto il caffè col sindaco, poi leggevo i giornali, e parlavamo con la gente, ho fatto chiedilo al sindaco e stavolta qua ho detto ma perché non si fa qualcosa che così un po' dirompente? E 0 ciacole si capisce bene cosa significhi. È vero che in politica e anche nel quotidiano le chiacchiere sono un po' di sale, sono anche segno di democrazia sicuramente, però chi amministra secondo me non deve lasciare spazio alle chiacchiere, o meglio non le deve fare, ma deve agire con i fatti, e questo è il messaggio. Chi amministra deve agire con i fatti, e questo sia a livello locale, ma non solo io come sindaco di Spresiano, parlo un po' in generale, cioè non sono l'unico che magari ha chiacchierato poco e ha fatto più di quello che ha chiacchierato, ecco. Ci sono anche tantissimi colleghi, tantissime amministrazioni che hanno fatto tanto, e credo che si debba vedere sempre, no? Si debba sempre imparare da chi è riuscito, e quindi la best practice, come la chiamano, è una cosa che possiamo prendere tutti. Per cui ecco, il messaggio vuole essere quello, agiamo, non chiacchieriamo noi amministratori. Adesso io, guardate, giusto per dare un'idea di quello che sarà, perché questo sarà poi un format che non è un format, io poi dopo sapete che cambio anche durante, quindi non... mi viene in mente, è questione di questi giorni, ho letto sui giornali che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un calo delle nascite del 40% circa in provincia di Treviso, e leggevo che tra gli interventi da fare o che si auspicavano c'era quello di dare una mano agli asili nido e alle scuole dell'infanzia per incentivare così, a mettere su famiglia. Io posso dire che a Spresiano è dal 2018 che alle famiglie che hanno fino a 60.000 euro di ISEE, quindi un ISEE piuttosto cospicuo, perché 60.000 euro di ISEE familiare non è male, anzi rimborsiamo fino al 100% e il minimo è il 75%, per cui uno che ha 60.000 euro di ISEE riceve il 75% della retta che paga. Questo perché? Perché il sistema scolastico in Veneto si regge soprattutto sulle scuole paritarie, quindi non sulle scuole statali, e le famiglie sono costrette a sborsare soldi per mandare i bambini alla scuola dell'infanzia. Ecco, a Spresiano dal 2018 noi facciamo questa cosa. Quando dico 0 ciacole, se 0 ciacole lo facciamo già. Allora, potremmo Ho visto tradurlo. un sorriso mentre lo guardavi. No, allora l'avevo già visto e Marco è sempre sagace su queste cose qua. Diciamo che potremmo dire fatti non parole, come dire, però alcune cose, allora io vengo da Rovare, che c'è una fiera dell'agricoltura molto importante, e stamattina ho fatto un giro. Mi ha colpito una signora che mi ha fermato e mi ha detto: guardi, ha detto, si parla tanto del problema delle nascite, però mia figlia lavora in ospedale e lì non c'è la nursery che invece c'è in altri ospedali. Perché l'ospedale di Treviso non la fanno? C'è per esempio a Monastier, e invece se ci fosse il marito che è un infermiere e mia figlia che è un infermiere potrebbero tranquillamente, invece di girare con i nonni, andare là, andrebbero anche a lavorare più volentieri perché si portano il bambino. Ecco, i fatti non parole è un po' questo, cioè
in questo momento di campagna elettorale, al di là che poi comunque noi siamo sempre in mezzo alla gente, le cose pratiche, cioè i fatti, sono reali, perché dalla questione degli asili nido alla questione che oggi camminando per il mercato veniva fuori in modo veramente fortissimo, è quello della gestione delle persone anziane che non tutte riescono ad andare nelle case di ricovero, e però le famiglie non riescono a supportarle, cioè i due temi molto forti. Quindi questi sono fatti o non parole. A volte si chiacchiera spesso dei massimi sistemi e anche delle varie, come dire, candidature che ci sono, ma la gente non ha voglia di sentire se sarà candidato Zaia piuttosto che Manillo, ma vuole sicuramente vedere che ci sono i candidati che sono sui fatti. E oggi, girando appunto con il nostro candidato Giovanni Manildo, veniva fuori proprio questo, tra l'altro in una fiera dell'agricoltura dove paradossalmente l'agricoltura era sicuramente importante, ma quasi passava in secondo piano, perché i fatti delle famiglie erano reali: bambini che non sappiamo dove metterli perché non ci sono sufficientemente asili nei luoghi di lavoro, e anziani che sono il vero problema sociale. Quindi insomma, allora partiamo da questa cosa. Zero Ciacque, che è lo slogan. Lo slogan è il fatto che la gente è quello che vuole, nel senso, la gente vuole i fatti in questo momento, non più parole. Lo vuole dalla nuova giunta regionale, dal nuovo presidente della regione. E partiamo proprio dal fatto che entrambi siete candidati alle regionali. Sì, lei è più ufficializzata di me. Io lo ufficializzo adesso. No, vabbè, no, certo, però insomma questa è la... A meno che non faccia qualcosa di grave, io in questi mi auguro di no. Ecco, quindi da voi si attenderanno delle risposte ai cittadini. Allora, penso che condivide anche Marco. Noi ci conosciamo da tanti anni, io e Marco, militiamo in due aree diverse, ma siamo, come dire, delle persone che fanno politica. Io penso che condivida con me Marco che questo momento storico è durissimo, cioè i soldi che forse Marco aveva nella prima legislatura adesso comincia a averli anche meno lui per la gestione di un comune, e noi dobbiamo fare i conti con la realtà, perché guardate che anche ieri sera ero a Cappella Maggiore, più degli altri anni c'era tanta gente, perché la gente, la classe media, non può permettersi le ferie. Questa è la vera realtà dei fatti, cioè quando sentiamo che gli ombrelloni a Jesolo costano 40 euro, ma non può una famiglia andarci. In questo momento qua la questione dei soldi, del futuro, sicurezza del posto di lavoro e il costo reale tutti i giorni del pomodoro. Ieri a Cappella Maggiore uno ha detto: non posso più andare a comprare i pomodori perché costano troppo. Cioè siamo arrivati a questo punto qua, la spesa è costosa, quindi chi fa amministrazione deve anche essere, come dire, attento che bisogna cambiare le situazioni, perché facciamo tutti fatica, tutti, io compresa, credo anche Marco che addirittura insomma anche dei figli, io non ce li ho, ma insomma facciamo tutti fatica a sbarcare il lunario. Ecco, questa è una cosa che deve, come dire, essere superata, e in qualche modo bisogna trovare una via d'uscita. Anche le elezioni regionali avranno come temi questo, il costo della vita reale, a prescindere dalle situazioni internazionali che sono uno dei problemi che porta al costo della vita. Però guardate, venendo qua, 2 distributori di benzina, la benzina è a 1.700, il diesel a 1.600, ma verso l'alzata, e quindi come fa una famiglia a muoversi anche per andare a lavorare con i costi della benzina e con i costi della vita reale, oltre che le bollette? Qua bisogna portare avanti delle ricette, sono problemi concreti che la gente ti dice al mercato. Sì, temi importanti e risposte che si attendono i cittadini sono proprio su questo: sicurezza, costo della vita, lo sappiamo insomma, e le difficoltà che in questo momento hanno le famiglie per arrivare a fine mese. Assolutamente sì, credo che anche qui però si aspettino meno chiacchiere e più fatti, ma non sto criticando chi c'è stato finora, assolutamente. Dico che in questo momento magari, piuttosto che la campagna elettorale classica, quella da dire io farò, cioè sarà quella di dire la soluzione è questa. E spesso si elencano problemi, si inventano parziali soluzioni, ma poi sul concreto non c'è niente di reale.
bisogna andare con la soluzione in tasca. Ora, non dico di averle io le soluzioni in tasca perché sarei un attimino supponente, però ecco, credo che chi ha amministrato il territorio per diversi anni sappia il modo di districarsi anche in situazioni. Noi abbiamo vissuto praticamente, io è più di 10 anni che sono sindaco e ho sempre vissuto in una condizione emergenziale, sempre. Quindi al netto del Covid, al netto delle cose più gravi. Per cui ecco, conosci bene quelli che sono i bisogni della gente. Guardate, a volte si danno per scontate delle cose che scontate non lo sono. Il fatto della natalità, io ce l'ho molto a cuore, ho 3 figli, certo. Quindi pensate voi se non ce l'avessi a cuore. Ma anche il fatto di riuscire a garantire a una società sportiva piuttosto che a una società ricreativa il luogo dove fare la propria attività, senza che questi paghino le bollette, senza che questi paghino un affitto, è un modo per cui la società stessa può tenere più bassi i costi, di conseguenza può avere più persone che accedono allo sport o all'attività ricreativa. Sembra una banalità, per me non lo è assolutamente, e secondo me, guardate, ripeto, quando dico zero ciacque e guardo a Spresiano è così. Spresiano non fa pagare un affitto e paga tutte quante le utenze alle società, sia sportive che ricreative. Ripeto, sembra una banalità, ma non lo è, perché puoi creare un circolo virtuoso che permetta di avere comunque le nascite di un certo numero e di non avere un crollo vertiginoso, e permette anche di, come dire, vivere il territorio in maniera completa senza che la gente si sposti magari da altre parti. Sembrano banalità, ma non lo sono. Ecco, io credo che chi certe cose le ha vissute e le ha fatte in piccolo, magari, non dico si possono replicare pedissequamente perché sicuramente sarebbe difficile, però può portare un'esperienza che, perché no, potrebbe anche essere valida a livello macro. Io vorrei anche fare una domanda a livello politico, oltre insomma a questi temi che sono importantissimi e che sono fondamentali per i cittadini. Azione sta decidendo che cosa fare, sembra insomma che si stia avvicinando in maniera abbastanza ufficiale a Manildo, manca l'ufficialità insomma nazionale, però in realtà insomma ieri Nicolò Rocca ha detto noi insomma stiamo definendo alcune cose, quindi lo stesso ovviamente 5 Stelle, per cui un centro-sinistra compatto che va verso le elezioni con un centrodestra altrettanto compatto. Si diceva insomma sarà così, non sarà così, perché poi sembra da Azione c'è qualcuno che dice sì, è vero, siamo verso Manildo, qualcuno di Azione che però un po' frena questa... Ma allora, io ho sentito ieri l'intervista di Nicolò Rocco e mi sembra che sia molto, come dire, portato in avanti nel chiudere al più presto anche l'accordo nel centro-sinistra. Io credo che sia la collocazione naturale di Calenda, perché è vero che Calenda a livello nazionale dice noi votiamo anche dei provvedimenti, non guardiamo alle persone ma guardiamo ai provvedimenti, ma nel caso di specie insomma è più connaturale la loro posizione all'interno del centro-sinistra. Io confido che loro ci saranno insieme alla lista di Renzi, penso che faranno un listone unico, come ad esempio i civici. Stiamo chiudendo, ma mi sembra appunto che l'accordo, da quello che ho capito ieri sentendo l'intervento di Nicolò, ieri alle 13, mi sembra abbastanza a buon punto. Io penso che sia giusto, soprattutto in elezioni così importanti, perché è vero che magari i piccoli comuni possono avere i vari distinguo, no? A volte ci sono anche tanti sindaci, ma perché c'è il campanile di mezzo che può portare magari a più divisioni. Ma quando si tratta di regione o quando si tratta della politica nazionale, 2 schieramenti secondo me è la cosa giusta, ci si confronta su programmi e idee, 2 schieramenti compatti
quindi per quello che riguarda il centro-sinistra, che va dal centro Calenda alla sinistra di AVS, comprese le liste civiche, e per quello che riguarda la destra, che va dalla Lega a Fratelli d'Italia con Forza Italia. Penso che sia più giusto e sia anche più facile per il cittadino comune, che appunto vuole fatti più che parole, che non vuole avere le piccole, Ragazzi, non vuole avere più, adesso lo zero ciao, quindi gli faremo la maglietta anche. non vuole avere più divisioni, ma vuole avere chiari schieramenti con posizioni diverse, e poi possiamo dircelo chiaramente, le posizioni diverse tra centrosinistra e centrodestra sono chiarissime. Insomma, noi siamo per una, come dire, qualcosa di collegato ma di condiviso, mentre loro sono molto per la persona, come dire, il leader che avanza. Noi siamo per un lavoro collettivo che magari è più difficile, però può essere più, come dire, interessante come risposta ai cittadini. Una domanda invece che voglio fare a te è lista Zaia, l'avevamo chiesta prima anche a De Carlo. Lista Zaia, Luca Zaia dice la lista Zaia porterebbe dei voti. Secondo te? Allora, qualcuno dice invece no, li toglierebbe, insomma c'è un po' di... Allora, io poi però dopo devo dire una cosa su quanto ha appena detto Antonella. Antonella. Vuoi rispondere prima ad Antonella? Che su quanto dice Antonella, il fatto del leader, no, e della squadra attorno che però condivide poco, ecco, sempre senza criticare il passato, io credo che oggi ci si trovi davanti a un nuovo modo, no? Alla fine di un ciclo, e credo che questa sarà la differenza anche nel centrodestra rispetto a quello che c'è stato, per cui non sono d'accordo col fatto che il centrosinistra cerchi la condivisione e che sia una cosa più difficile, per quanto sì, probabilmente sarà più difficile, ma credo che anche il centrodestra farà questo tipo di ragionamento, fosse altro per il fatto che le maggioranze non saranno più quelle bulgare di 5 anni fa. Quindi nel momento in cui tu hai un partito unico, un po' egemone, ecco, all'interno di una coalizione, è evidente che il leader di questa coalizione fa un po' il bello e il cattivo tempo. Quando invece nella coalizione ci saranno dei ruoli un po' più equilibrati, è evidente che ci sarà sicuramente un confronto diverso magari da quello che c'è stato. Tenete conto che io parlo senza sapere poi le dinamiche che ci sono state fino adesso. Certo. Però ecco, se questa è l'impressione, io posso dire già che nel prosieguo la cosa sarà diversa anche per il centrodestra. Questo posso sentirmi di dirlo senza paura di essere smentito. Per quanto poi comunque un leader che si prenda le responsabilità e ci metta la faccia è necessario, credo che su questo non ci piova. Per quanto riguarda la lista Zaia, io credo che effettivamente non sia Fratelli d'Italia l'interlocutore corretto per parlare della lista Zaia. Detto ciò, dovesse mai esserci una lista Zaia, parlo per Marco Della Pietra adesso, quindi non parlo come responsabile regionale degli enti locali di Fratelli d'Italia, quindi parlo a titolo esclusivamente personale. Credo che nella lista Zaia, al netto che sia una cosa che non si è mai vista, al netto che possa portare voti e qualcuno dica non li possa portare, ma insomma, se dovesse esserci una lista Zaia, questa non dovrebbe essere composta da soli leghisti, cioè è questo che credo si debba spiegare, cioè se c'è una lista che fa bene alla coalizione, per quanto io non sia d'accordo, ma se dovesse esserci, dovrebbe essere composta da tutti i facenti parte della coalizione, per cui ecco, mentre l'altra volta, cioè la lista Zaia, una volta eletti, sono confluiti tutti quanti nella lista Lega con un capogruppo ben definito, questa volta qua, e se si guardano le percentuali, ecco, che abbiamo avuto in regione nelle ultime europee, nelle ultime politiche, dovrebbero esserci almeno 5 componenti designati da Fratelli d'Italia, 3 magari della Lega, e sono stato largo, e 1 di Forza Italia, quindi non so, ecco, quanto poi farebbe bene ai leghisti, però ripeto, è una cosa che devono gestire completamente loro e la gestiranno. Insomma.
Ecco una cosa, insomma De Carlo è stato chiaro, dice il centrodestra andrà unito e compatto perché dove siamo andati disuniti poi i cittadini ce l'hanno fatta pagare, in questo caso dice si va uniti, poi dice non è importante il candidato, anche se in realtà poi i cittadini attendono anche quello, il nome di chi sarà poi, potrebbe essere insomma il futuro presidente e la data delle elezioni. Sicuramente centrodestra compatto, centrosinistra ancora in attesa di sapere. Diciamo che io sono convinta appunto che a brevissimo, penso, non dico a Ferragosto, ma insomma subito dopo Ferragosto sicuramente si chiuderà tutto e abbiamo già iniziato la campagna elettorale, insomma le liste del Partito Democratico sono già chiuse, AVS mi pare uguale, quindi alla fine insomma si tratta di attendere i civici e quello che riguarda appunto Calenda, per cui penso che assolutamente su agosto noi avremmo già chiuso, siamo in campagna elettorale con il candidato alla presidenza Giovanni Manildo, oggi siamo andati appunto alla manifestazione di Rovarè e devo dire che insomma c'è grande attenzione e allora se posso dire una cosa, non mi piace entrare nelle famiglie d'altre per cui non ci provo neanche, però quello che ho capito è che allora Zaia non si inventa niente perché la lista pro Gentilini l'aveva fatta Gentilini quando non si poteva più candidare, però quello che ho percepito nel loro mondo, quindi glielo do anche come suggerimento, è che passato il santo, passato il miracolo, finito là, tutti dicono si faccia da parte, c'è un centrodestra, lavori il centrodestra, come per dire è troppo, come dire, asfissiante questa parola di Zaia. Zaia ha fatto il suo percorso, guardi in altro, può dare molte altre cose anche in altri ambiti. L'ho un po' letta così, un po' di nervosismo tra i loro elettori e posso dire chiaramente che oggi con Giovanni, insomma, speriamo di aver portato via qualche voto, ma insomma non è così facile. Però il loro elettore era molto nervoso. Vuoi rispondere? Dov'è che siete stati a Rovarè? Allora oggi pomeriggio passo io a Rovarè. Noi passiamo stasera con i fuochi. Quanto nervosi sono gli elettori del centrodestra a Rovarè. Io francamente non trovo, giracchio anch'io, ecco, in questo periodo, ho sempre girato, però ecco, in questo periodo, visto e considerato che non sono in vacanza, mi piace girare e sentire gli umori della gente. È vero che forse si vorrebbe avere una data certa e anche un candidato. Detto ciò, tutto questo nervosismo negli elettori di centrodestra non lo noto. Poi dopo è chiaro che ognuno fa il suo ed è anche vero che può esserci chi ancora non vuole, come dire, esprimersi, no? In maniera troppo netta. E allora magari se parla con me mi dice che è tranquillo, se parla con Antonella dice che è tranquillo, poi comunque sa cosa votare. Io adesso se in Veneto mi dite che il centro-sinistra è avanti, probabilmente sì, mi sveglio dall'incubo e via. Quindi non voglio crederci. Magari vi svegliate il 16 novembre o il 23 novembre con una regione completamente cambiata. Vedi, ecco, è vero, mi piace perché hai sbagliato, perché se è il 16 novembre si va a votare, il 23 anche, per cui se ci si sveglia il 23... 16 o 23. Io se mi sveglio il 24 invece che la regione ce l'ha il centrodestra ancora in mano, va benissimo. Ecco, una cosa sicuramente certa, che una delle preoccupazioni che c'è tra la gente è proprio quella della sanità. Questo è proprio il tema trasversale tra le liste d'attesa e anche, come dire, i costi della sanità, è una cosa che tutti sono preoccupati. Cioè, io poi sto in provincia di Treviso, quindi vivo la provincia, ma penso che da Treviso a Rovigo la questione sia proprio trasversale. Il problema della sanità è il vero problema sulla quale ci sarà un confronto, se vuoi anche aspro, tra centrodestra e centrosinistra. Sanità e sicurezza, i temi che interessano maggiormente in questo momento ai cittadini. Pietro. Assolutamente sì, se andiamo indietro di 5 anni a ritroso erano gli stessi problemi, che poi non li chiamerei problemi, li chiamerei questioni più che problemi, perché un problema significa che la situazione è già scappata di mano. Io credo che si possa comunque risolvere la questione, è evidente che però non dobbiamo fare gli ipocriti.
si farà di tutto per non aumentare le tasse o per non mettere nuove tassazioni, però è evidente che se non si andrà ad agire sull'IRPEF regionale, che è l'unico modo per portare a casa 500 milioni di euro, ben poco si potrà fare. La coperta è corta, mi spiace usare frasi fatte, però è così. Nel momento in cui è vero che le risorse si possono ottimizzare, attenzione, non sto dicendo questo, ed è vero anche che secondo me si apre una partita interessante sull'intelligenza artificiale, che non è solamente farsi fare il discorso da ChatGPT, ci sono cose molto più intelligenti e molto più importanti che si possono fare con l'intelligenza artificiale, vedi anche nei comuni, negli uffici anagrafe per esempio, e nel momento in cui tu hai una parte che segue una linea, le risorse le puoi adoperare per fare dell'altro, attenzione, non è che le devi lasciare a casa. Quindi esattamente come lo puoi fare in certi ambiti, secondo me anche a livello sanitario dobbiamo pensare che c'è una tecnologia che può darci una mano. Poi per tutto quello che riguarda la sanità privata, la sanità pubblica, che so che è quello che intendeva ma anche la prevenzione, Antonella, è importante la prevenzione. Assolutamente sì, ci vogliono dei soldi e questi soldi non ci sono altri modi di portarli a casa se non ottimizzando fino a un certo punto le risorse che già vengono messe in campo. Teniamo conto che adesso la spesa per la sanità mi pare della regione è oltre l'80%, no? Quindi non è che siamo già tirati, però ecco, nel momento in cui si aggiungono 500 milioni di euro che vanno spesi in maniera oculata, è evidente, magari qualcosina in più si può fare. Giri anche tu come sta girando l'Antonella? Sì, ma giro dopo di lei, così vado a dire. Ma io dopo rigiro? Ma io ritorno anch'io dopo. Cosa senti? Cos'è che chiedono i cittadini a voi? Come insomma, abbiamo sentito cosa hanno chiesto al Partito Democratico? Ma le richieste dei cittadini sono sempre diciamo, sono democratiche, perché le richieste che fanno ad Antonella sono quelle che fanno chiaramente anche a noi. Oggi in realtà forse si comincia a vedere di più non voglio dire terra a terra, però quello più vicino a loro. Mentre una volta, quando si andava a votare per le elezioni regionali, si parlava a un livello un po' più sopra, diciamo, quella che è la vita quotidiana, oggi invece in realtà, e qui vado con Antonella, si chiede proprio come si fa a sbarcare il lunario, come si fa ad avere una visita in tempi certi, come si fa. Però è vero anche che non tutti lamentano situazioni impossibili da gestire. C'è chi magari non conosce i modi. Ecco, anche un'altra cosa da fare è quella di veicolare come riuscire ad accedere a certi servizi. Guardate che io lo noto anche in comune, magari fai 8.000 cose, poi ti dimentichi di spiegare, o ti dimentichi, siccome stai facendo la 8/1000esima, non hai spiegato bene come accedere a determinati servizi da parte all'utenza e quindi magari l'utenza non lo sa, perché guardate che è verissimo che ci sono questioni, questo è lampante, ma come ci sono dappertutto, però è vero anche che ci sono una serie di servizi che basterebbe che arrivassero e magari avremo più gente che vi accederebbe. Sì, anch'io dico sanità, sicurezza e come sbarcare il lunario sono le tre cose. Ecco, una cosa che mi dicono in questi giorni che sto girando appunto con Giovanni Manildo è: voi siete coloro che poi dovranno amministrare, non litigate tra di voi, ma cercate di trovare le soluzioni migliori. È una frecciatina. Anche scontrandovi. Ma questo io lo ritengo che sia giusto, perché nei momenti storici difficili non bisogna litigare, bisogna trovare soluzioni, però sanità e come sbarcare il lunario sono le due cose che preoccupano tutti. Ed è quello che insomma la gente è quello che vuole, basta discussioni, basta litigi, ovviamente le risposte ai temi principali, che magari uno dice sono i temi soliti, sono temi più cari ai cittadini, questa è la verità. Assolutamente sì. Io ringrazio, che siamo arrivati al termine, Marco Della Pietra, che fra l'altro è responsabile regionale degli enti locali di Fratelli d'Italia. Grazie, arrivederci a tutti. E grazie anche a Antonella Tocchetto, ovviamente. Grazie molte. E buona giornata a tutti. Continueranno il loro giro. Vado a lavorare io adesso, vado io ci passo dopo. subito, no, ma non. Stasera per i fuochi. Dopo io torno dopo. Siamo arrivati al termine, grazie davvero a loro e insomma sapete, l'attesa adesso è sulla data, ma sarà a fine novembre, così insomma ci hanno detto, per cui metà novembre, fine novembre.
Elezioni regionali, insomma 2 candidati alle regionali, siccome intanto lei ha Tocchetto, poi l'ufficialità di Marco Della Pietra. Sì. Bocca al lupo, non so, esatto. E crepi il lupo. E viva il lupo. Oh, viva il lupo. No, tu hai detto crepi, io ho detto viva. Si chiude qua la prima edizione e ringrazio i nostri registi Francesca Pezzo e Andrea Basso, e l'appuntamento è per domani per la prima edizione e subito dopo le previsioni anche il film. Grazie, arrivederci.